Trapani mi non ti lascio più. 20 anni fuori sono veramente assai. Ringrazio lo Signore perché mi feci venire a Recca con l'anima colori passioni. Amici del Poca Nostra Channel, bentornati al nostro angolo dell'artista, un appuntamento ormai immancabile in questo Poca Nostra Channel, il canale di cultura in generale a 360 gradi e arte naturalmente, in tandem, che nasce in tandem con Edizioni Drepanum, che sta avendo discreti successi e a cui potete rivolgervi per le vostre pubblicazioni a prezzi veramente irrisori. Quindi vi ricordo edizionidrepanum.com, il nostro sito internet che potete raggiungere per tante cose, quindi non solo libri ma anche altri tipi di stampe e gadget personalizzati. Abbiamo ospite quest'oggi un artista che definisco poliedrico perché è una persona che fa tante cose sempre nell'ambito del mondo artistico. Lui è Giuseppe Voltaggio, il nostro caro amico, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito per l'intervista. È un caro amico, una persona di cui mi degno veramente di essere amico perché è una persona di spessore e una persona di grande umanità. Giuseppe nasce nel 1964 a Ericino. È un artista, appunto, come dicevo, eclettico e poliedrico, è diplomato ragioniere ed è un libero professionista, è poeta, autore di spettacoli teatrali, regista e musicista. È già componente dell'associazione musicale Santa Cecilia di Buseto Palizzolo, paese che ritorna sempre un po' nei nostri discorsi, del gruppo folclorico Busit, del gruppo poetico regionale San Michele di Erice, di cui salutiamo il presidente Sebastiano Vassallo, del gruppo poeti di Verso Sicania, dell'associazione culturale IO, naturalmente consigliere dell'IMPLAC di Padova, è pioniere della cultura europea, della presidenza CDAP UPCE di Sutri in provincia di Viterbo. Poi andiamo avanti, è accademico benemerito per nomina del Senato dell'Accademia di Lettere, Arti e Scienze Ruggero II di Sicilia di Palermo, nonché è nominato Cavaliere della Real Casa della Santa Croce degli Zaccaria per lodevoli servizi filantrofici. Tra l'altro lui ha ricevuto tantissimi premi e consensi in tantissimi concorsi culturali e poetici. Si diletta tra l'altro anche come conduttore, è un bravissimo conduttore, richiestissimo. Ha condotto tra l'altro 8 edizioni del Concerto del Cuore, la selezione di provinciale di Miss Universo presso il Palazzo di Gesta di Calatafimi e di recente, da 2 anni, ricopre la direzione artistica di 2 importantissimi premi letterari, tra cui il Voci di Abano Terme e Città di Grottammare nelle Marche, quindi 2 importantissimi premi letterari, insomma, che hanno una risonanza nazionale. Io volevo cominciare questa nostra intervista chiedendoti, a parte tutto quanto, come nasce il tuo incontro con l'arte, col capire che avevi la necessità di scrivere, perché io mi ricordo che tu nasci come poeta, intanto nasci come scrittore sin da ragazzino. Infatti ho avuto il piacere di leggere un tuo libro, Para rimando, che conteneva le poesie diciamo della tua fase giovanile. Come nasce l'incontro con l'arte, con la poesia, e come hai capito che era una cosa che ti poteva dare soddisfazioni? L'arte secondo me nasce con noi, quindi poi il problema è tirarla fuori, riuscire a avere la fortuna di tirarla fuori. Io ho iniziato da ragazzino, racconto sempre questo aneddoto, che a scuola, nel corso di un compito in classe, mi è stato chiesto, tra i titoli che sono stati presentati, mi è stato chiesto di scrivere una poesia. E da lì ho iniziato questo tipo di attività, ho cominciato a percepire che è una cosa che mi piaceva fare. Lì ho parlato degli insegnanti, della mia vita di scuola, con tutte le lacune che ci potevano essere. Però insomma tutto questo è stato apprezzato, anche se quel compito, visto che parlavo degli insegnanti, insomma non è stato valutato granché bene, però da lì è partita questa mia storia, questo legame con la poesia. La musica è sempre stata parte di me stesso, insita, e l'ho sempre amata. Ho iniziato a studiarla tardi, però l'ho fatto con grande amore, con grande passione. Cerco di portare avanti anche questa
attività alle quali fra la musica e la poesia si è aggiunto anche il teatro, che ritengo un fatto importantissimo, un trampolino di lancio e una parte fondamentale di un artista, perché il teatro aiuta a scavalcare tantissime cose, a superare tante lacune, tanti ostacoli che magari nella nostra mente, nella nostra vita incontriamo. Io noto giustamente tra i tuoi vari libri, di cui ricordiamo Scrivi Lucore del 2003, che dovrebbe essere la tua prima pubblicazione, sì. Non chiamatemi poeta del 2006, Paralimando di cui parlavamo poc'anzi, San Giuseppe l'artigiano di Dio del 2011, Ingiurie a Palazzolo, che sono un libro che contiene tutti i soprannomi dei busetani, cioè abitanti della ridente Buseta Palazzolo, e l'ultimo lavoro dell'anno scorso intitolato Tempesta, che è un lavoro molto intimo. Volevo chiederti, tutti questi libri sicuramente contengono tantissime bellissime poesie e lavori insomma anche riguardo alle ingiurie, però Tempesta, volevo che ci parlassi di questo lavoro, perché oltre che un libro è diventato anche uno show, uno spettacolo, qualcosa che è andato a contaminare, è uscito dalle pagine del libro, il tuo messaggio insomma si è trasformato in un vero e proprio spettacolo. Cosa contiene dentro e soprattutto cosa ti è costato scriverlo? Tempesta è chiaramente un libro autobiografico che tocca una parte un po' amara della mia vita, che Tempesta non è altro che un momento brutto capitato nella mia vita e che appunto l'ho paragonato come una nave che in una bella giornata di sole fa una traversata, ad un tratto una tempesta improvvisa va a turbare la quiete, la serenità. E per me è stato un fatto fisico che ho dovuto affrontare, ma il libro Tempesta, che nasce con grandi difficoltà perché inizialmente ho avuto paura di ostentare quello che mi era successo. Poi ho compreso e spero che anche chi mi ha visto, chi mi ha letto, chi ha assistito allo spettacolo abbia potuto notare che era solo la voglia di manifestare quanto è stato importante per me la fede per superare questo momento terribile, e soprattutto voler trasmettere sensazioni, emozioni, tutto quello che è accaduto a chi va incontro purtroppo. Io vorrei, come ho scritto nel mio libro, vorrei essere stato l'ultimo ad avere di questi problemi, ma purtroppo sappiamo nella vita di oggi non è così, e voler trasmettere queste sensazioni e far capire che anche quando pensi di essere solo c'è qualcosa di più grande di noi che ci dà una mano, che ci aiuta, che ci sostiene. Io perlomeno ho trovato forza in tutto questo, quindi ho sentito la necessità, come per dire grazie per quello che è stato fatto, io lo metto al pubblico, lo riverso a chi mi legge e a chi mi guarda, auspicando di fare cosa gradita che possa essere utile. Alberto Crescenti ti scrive sul libro Mi trovo un tormento che faccio, sì, del fatto che tu e insieme a Nino Barone fate parte con lui del nuovo Cipporo, questo nuovo trio poetico, insomma, che diciamo che è un continuo di quello che era stato sempre con la presenza di Alberto, con Dino Altese, sì, e il maestro Lumia. Sì. Come ti senti ad avere, diciamo, questo onore? Perché giustamente io penso che Alberto sia una delle persone a livello di cultura e spessore, insomma, è promotore della cultura e del siciliano in Sicilia, una delle persone più importanti in Sicilia. Come ti senti e come vivi questo messaggio, questo testimone che Alberto ti ha voluto passare? Sicuramente mi sento fortunato, chi ha delle buone amicizie, chi ha delle buone conoscenze che siano trasparenti, sincere, oneste, sicuramente è una persona fortunata. E io credo che nella mia vita, nonostante 1000 peripezie, credo di essere un uomo fortunato. E tra queste fortune ci sono i miei amici Alberto Crescenti, c'è Nino Barone, Giuseppe Gerbino e tutti quanti. Potremmo stare qui a dare una lista infinita di nomi. E che dire, Alberto è stato il promotore proprio vero e proprio della mia parte poetica, perché come penso un po' tutti, all'inizio ci si vergogna a manifestare i propri sentimenti, a uscire fuori i propri versi.
Alberto Crescenti è stato uno che mi ha invogliato, mi ha proprio materialmente preso e corretto in quelle che erano le mie lacune, mi ha istradato perché come sai ho scelto la forma metrica, quindi la struttura in rima, che ha bisogno sicuramente di alcune regole che devono essere portate avanti affinché lo scritto venga anche tecnicamente di un certo gusto. Quindi Alberto Crescenti è sicuramente il punto di riferimento. Con Nino Barone siamo cresciuti poi poeticamente insieme a Giuseppe, a Dino Altese, a Vito Lumia, i nomi che tu hai fatto. Diciamo che io vi definirei quasi i ragazzi di Alberto Crescenti in un certo senso. Ma possiamo dire di essere una specie di zio. Alberto è una persona carismatica che riesce a tenere l'equilibrio anche quando a volte traballa un po'. E quindi con loro mi pongo comunque come l'ultimo della scala, ma non per circostanza o per fare dei discorsi stupidi, ma perché effettivamente loro li sento molto più preparati, loro studiano, portano avanti anche grammaticalmente determinate cose. Io probabilmente mi limito solo alla scrittura, alla manifestazione del verso e di quelli che sono i miei sentimenti, insomma, ecco. La cosa che mi piace tra l'altro di questo gruppo è il fatto che si vive in tranquillità, si vive in armonia e senza le solite invidie, senza le solite dicerie, maledicerie che ci sono insomma tra le persone. È un ambiente molto molto sano, io lo definirei. Possiamo dirlo ad alta voce, ci confrontiamo spesso quando realizziamo qualche poesia, ci telefoniamo e ce la scambiamo vicevolmente perché sappiamo che dall'altro lato c'è una persona che ti sta ad ascoltare e lo fa con grande serenità, con grande sincerità e se c'è qualcosa da dirci ce la diciamo veramente con grande trasparenza e i successi dei miei amici sono i miei successi, io li vivo con grande gioia, quindi questo sì, sicuramente. L'altro giorno, chattando con un'amica su Facebook, mi ha proposto, dice io se vuoi posso partecipare all'attività della vostra associazione, l'Associazione Ciuri di Salvi di cui faccio parte, sì. E se vuoi posso eventualmente presentare come fa Peppe Voltaggio. Quindi Peppe Voltaggio è diventato quasi un canone, un cliché come modo di presentazione, quindi questa è una cosa che ti fa grande onore. Come è nato anche quest'altro diciamo ramo delle tue tante attività culturali? Ma sai, a volte le cose nascono per caso, un po' per circostanze che ti si presentano. Io probabilmente sono un grande chiacchierone, quindi il fatto di avere la possibilità di potermi relazionare sicuramente ha agevolato tutto questo. Un animale sociale, insomma. Assolutamente sì, credo che una delle mie peculiarità che è comune nella musica, nella presentazione, nella poesia, nel teatro. Io ho voglia di dire quello che penso, io non sono uno che si nasconde o che manda a dire le cose, ho voglia di dichiararmi, di dare il mio parere, auspicando di dare quello giusto, ma chiaramente non mi sento un profeta e non lo sono sicuramente, e quindi anche la presentazione è un modo di intercalarmi, confrontarmi col pubblico che in qualche modo è costretto, tra virgolette, ad ascoltarmi in questa società dove di ascolto ce n'è veramente poco. Quindi fare da tramite fra l'arte e chi l'arte la va a vedere per viverla mi fa davvero grande piacere, mi fa onore e spero di riuscire sempre a farlo con grande professionalità, dalla piccola recita allo spettacolo importante che ho avuto il piacere e l'onore di realizzare, di fare. Una delle ultime tue fatiche, tra l'altro ho avuto diverse repliche, che è uno spettacolo molto articolato, è naturalmente Io sul mio siciliano. Io sul mio siciliano. È stato messo in scena diverse volte ed è bello perché hai la collaborazione di tante piccole persone, nel senso che sono tanti piccoli artisti che magari non sono famosissimi ma che sono veramente veramente bravi, come per esempio il maestro Corso. Sì. Parlaci un pochettino di questa esperienza e se ci sono in cantiere altri lavori. Sì, volentieri. Io sul mio siciliano è un manifestare la mia sicilianità. Io sono uno che pur nel rispetto di tutti quanti non voglio toccare la mia Sicilia, consapevole dei difetti e dei problemi che ci sono. E gioco insieme a Piero Corso, che è un grande personaggio, che è davvero un istrione, che è il brano che apre questo nostro spettacolo, e con lui giochiamo con la Sicilia di un tempo e la Sicilia di oggi, così.
andando in giro per i tempi passati dove i valori, i sentimenti erano delle cose importanti, dove bastava una stretta di mano, dove ci si ascoltava l'un l'altro, dove il piacere era quello di stare insieme, con quelli odierni che ci vedono davanti a un computer e dietro ai network, dove hai 7000 amici, Sì. ma sei solo. Sì. Giochiamo con la donna di ieri insieme alla donna in contrapposizione a quella di oggi, la figura della moglie di una volta contrapposta a quella di oggi, insomma tutto insieme. E poi a questo spettacolo, chiaramente, per renderlo più gradevole, abbiamo la danza, quindi le coreografie che ci aiutano nei brani musicali, e poi ho dei musicisti eccellenti, eccezionali, di grande spessore che sicuramente per chi ha avuto modo di vedere lo spettacolo conosce, dal maestro Oddo a Mario Genna al maestro Pianelli, insomma tutti gente qualificata che sa quello che deve fare, e quindi cerchiamo di dare vita a uno spettacolo che va dal serio all'ironico, ma passando per questa nostra fantastica terra che è la Sicilia. L'ultima domanda, cosa ti piacerebbe fare che ancora non hai fatto? Bella domanda. Mi piacerebbe cantare, che è una di quelle cose che mi manca, che non so se so fare, non ci ho mai provato, non sono mai stato seguito da questo punto di vista. Io credo che per fare ogni cosa bisogna studiare, bisogna essere preparato, non bisogna lasciare nulla al caso. Quindi se avrò il tempo, magari un giorno, quando avrò meno cose da fare, mi metterò a studiare. Sarebbe una di quelle cose che mi piacerebbe fare, riuscire a manifestare i miei sentimenti cantando. Credo che sia il massimo che un artista possa raggiungere. Allora, in bocca al lupo per tutti i tuoi futuri progetti, che sicuramente saranno sempre ricchi di arte, ricchi di valore, naturalmente, perché tutti i lavori del nostro Giuseppe finora sono stati dei grandi successi, e di questo ne siamo veramente contenti. Vi giunga un saluto dal vostro amico Alessandro Vampinella. Vi ricordo naturalmente sempre edizionitrepanum.com, il nostro sito internet di Edizioni Trepanum, e vi ricordo naturalmente di seguire sempre il nostro Epoca Nostra Channel qui su YouTube. Da Alessandro Vampinella, alla prossima. Grazie anche da parte mia, grazie a voi per aver speso del tempo intervistando.